Il 16 giugno si vota per il rinnovo dei consigli comunali e per la carica di sindaco in molte città d'Italia. La settimana scorsa vi abbiamo presentato 3 dei 6 candidati per la carica di sindaco a Palermo. Oggi andiamo a Genova e diamo il benvenuto a Gianni Crivello, candidato sindaco per il centro-sinistra. Eccolo qua. Buonasera. Luca Pirondini per il Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. E Marco Bucci per il centrodestra. Buonasera anche a lei. Altri candidati a Genova sono Marica Cassimatis per la lista Cassimatis, Paolo Putti, Chiamami Genova, Marco Mori, Riscossa Italia, Stefano Arrighi, Il Popolo della Famiglia, Arcangelo, Maria Merella, Genovesi Siamo, Cinzia Ronzitti, Partito Comunista dei Lavoratori. Iniziamo da Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle. Là di lei già si è parlato prima ancora che si candidasse, perché aveva vinto le comunali e Marica Cassimatis. Adesso questo fa partire in salita la sua corsa a carica di sindaco? Io penso assolutamente di no. Penso che noi a Genova ci presentiamo in modo unito e presentando con orgoglio il nostro simbolo, mentre tutti gli altri partiti si nascondono dietro finte liste civiche, probabilmente perché ormai si vergognano a mostrare i loro stessi marchi dei loro partiti e francamente li capisco benissimo. Questo provoca una situazione un po' complicata. Per cui gli altri partiti cominciano già a litigare e porteranno queste liti all'interno delle istituzioni, paralizzando la macchina comunale come fanno da 50 anni. Noi invece abbiamo soltanto una visione politica, una linea politica, e quella linea la porteremo all'interno del Consiglio Comunale a Genova. Marco Bucci, il centrodestra, lei si vergogna del nome dei partiti che la sostengono, come dice il candidato Grillino? Assolutamente no, non vedo perché debba dire queste cose. Noi siamo contenti, abbiamo un sogno di una città meravigliosa e lo faremo. Arriviamo da 25 anni di amministrazione di centrosinistra che ha ridotto la città in uno stato di povertà. La città è più povera, la città è più sporca, la città è meno sicura. La città ha perso la speranza di poter ritornare a essere una città grande. Noi siamo qui per fare di Genova la prima città del Mediterraneo, con un piano preciso che porterà a Genova i posti di lavoro necessari per la crescita economica della città. Gianni Crivello, avete combinato tutti questi guai in questi anni di amministrazione della città, voi del centro-sinistra? Ma dottor Flori, ma per favore si direbbe, insomma. Evitiamo gli slogan. In questa città arriveranno, sono arrivati in gran parte moltissimi finanziamenti sull'assetto idrogeologico, per tutta una serie di altre situazioni, il bando delle periferie, il patto per la città. Si tratta di gestirli al meglio nei prossimi anni e noi saremo in grado di poterlo fare senza nessun litigio, in maniera coesa come il nostro programma lo testimonia, e garantire a questa città un rilancio ripartendo naturalmente dai temi del porto, del lavoro, dell'industria tecnologica, del turismo naturalmente. Pirondini, le chiedo di essere più breve del suo precedente intervento. Le tasse sono il problema di Genova, vero? Le tasse sono un problema un po' per tutti, ma mentre altri, come dire, fanno proposte campate in aria, noi facciamo una proposta molto seria. Ad esempio sulla Tari, sulla tassa dei rifiuti, noi proponiamo per i commercianti che ad oggi pagano questa tassa in base alla metratura del proprio locale, noi proponiamo di andare verso la tariffazione puntuale, ovvero più un commerciante fa raccolta differenziata, meno paga di tasse. Questo è un progetto molto serio, noi non facciamo sparate. Marco Bucci, voi cosa proponete? Noi proponiamo che tutte le aziende che vengono a investire a Genova e tutti i negozi che vogliono mettersi nel centro storico abbiano una significativa riduzione della tassazione locale, ovvero sia niente Tari, niente Tasi, niente occupazione del suolo pubblico e soprattutto niente oneri di urbanizzazione. Questo consentirà di avere un pacchetto eccezionale per quelli che vogliono investire e venire a Genova e soprattutto godere della nostra eccezionale qualità di vita. Questo è quello che dobbiamo fare per far arrivare gli investimenti. Gianni Crivello, le tasse sono un tema importante della vostra campagna, prego. Guardi, un amministratore locale serio non fa promesse inattuabili. Allora io dico, la tassa portuale è una tassa sulla quale si può ragionare per evidentemente garantirsene una quota che resti in città. È possibile fare un ragionamento per nuovi insediamenti, nuovo lavoro, facilitando naturalmente dal punto di vista fiscale, e così anche nel piccolo commercio, i piccoli negozi di prossimità, stimolarli riducendo il peso delle tasse là dove si vogliono fare nuovi investimenti. Grazie ai nostri candidati, in bocca al lupo a tutti e 3.